Non il classico caporale che arruola i braccianti al sud, ma una figura che si presenta con una veste più subdola e che il più delle volte, a causa della carenza cronica di controlli, agisce indisturbata. Sono i contorni che assume nella Marca trevigiana il fenomeno del caporalato, che nel mondo agricolo interessa principalmente due settori, vitivinicolo e ortofrutta. Numeri ancora contenuti, una decina le segnalazioni partite dalla CGIL, ma proprio per fare prevenzione il sindacato ha voluto dedicare un focus al tema, tracciando innanzitutto il profilo dei caporali in questo territorio. Qui sono soggetti intermediari, spesso e volentieri sono cooperative, senza terra, quindi proprietari di niente, che fanno questi contratti a termine a questi lavoratori, vanno in cerca dei lavoratori lì dove sanno che i lavoratori sono soggetti deboli e vanno in cerca di lavoro, e sono soggetti che poi, così come li sfruttano per farli lavorare, non hanno nessun problema il giorno successivo a lasciarli a casa. E a volte e spesso, ed è il fenomeno che ci preoccupa di più, anche quello che si dà con una busta paga, spesso e volentieri si chiede dietro un ritorno di contante. Per garantire il lavoro, cioè, si fanno consegnare dal protetto di turno parte della sua retribuzione. Cooperative che agiscono nell'illegalità, contando su aziende che spesso e volentieri fanno finta di non vedere e su una possibilità di incorrere in controlli quasi inesistente. Gli ispettori in Veneto sono 64, vuol dire che c'è una possibilità di ricevere un'ispezione del 0,043%. Questo è il dato che va in qualche maniera sovvertito, invertito, vanno incrementati gli ispettori. Se mettiamo queste persone e questi strumenti in condizione di lavorare, di essere efficaci, è chiaro che migliora anche la qualità del lavoro.